Diciamo che la narrativa resiana è ricca di tante favole che sono ambientate proprio nel territorio. Ci sono dei posti dove si svolgevano queste favole e quasi tutti i personaggi sono animali, soprattutto la volpe, la furbia. E tutte hanno, diciamo, una morale, cioè c'è un insegnamento, no? Sì. Un fine, ecco. E mia mamma non è che mi raccontasse tante favole, a dire il vero. Io le sentivo più da altre signore che venivano magari a casa mia oppure andavo io, ci si trovava e quindi raccontavano queste favole. E, diciamo che poi un altro filone che a me è rimasto impresso era appunto queste favole che le chiamavano la Huda Ora, cioè l'ora brutta. Cioè era questo spirito che veniva diciamo, soprattutto quando andavano negli alpeggi, veniva ad avvisare le persone, sentivano dei rumori, delle voci e soprattutto quando arrivava il tempo brutto, ecco. Per questo Huda Ora è l'ora brutta e magari c'erano queste voci che arrivavano, sentivano questi pastori alla sera in cui diceva tornate a casa, scendete dalla planine, dai pascoli, perché arriverà il tempo brutto o la neve. E infatti chi non scendeva l'indomani succedeva che trovava la neve. Quindi sì, cioè mi è rimasto questi spiriti oppure un'altra signora che filava durante la notte e arrivava questa voce che gli diceva tu hai il din e non me il nuci, tu il giorno e mia la notte. E cioè a me questi spiriti un po' mitici, così un po' mi sono rimasti molto impressi e anche dei personaggi mitici come questa Duia Cessa, che era una ragazza selvaggia che arrivava giù dai monti, e anche le acque tante volte sono protagoniste, soprattutto nei canti, i canti lirici che erano, e anche canti improvvisati perché la gente lavorava, era sempre a contatto con l'ambiente esterno e quindi improvvisavano i Sì, sì, canti. sì. Tanti canti sono improvvisati e che adesso non si usa più. Di un'altra figura anche la Göttravöja. Avete anche voi? No. La comare Vöja, come si può dire? Ramo. Sì, La comare ramoscello. ramoscello, sì, perché c'era era proprio una caratteristica resiana che quando una donna partoriva ed era sola, lei non, cioè di solito non poteva toccare il bambino, doveva sollevarlo la comare. E c'è questo racconto appunto che c'è questa Göttravöja perché una donna si era trovata da sola nel bosco a partorire e lei non poteva toccare il bimbo e quindi c'è questo albero, il ramo di questo albero che si inchina e prende su il piccolo e da quella volta, ogni volta che questa donna va nel bosco che passa davanti a questo albero, l'albero si inchina a salutarla. Ah sì, c'è il Duyak che sarebbe il maschio, la Ah, c'è Duyacessa, anche il maschile. sì, anche il maschile, Duyak Sì. e la Duyacessa che sarebbe sì, il femminile. E più o meno hanno lo stesso ruolo. Ma diciamo che io del Duyak non ho sentito tanto parlare. Si parla più della Duyacessa, Ok. che è questa viene a... Per esempio c'è il racconto lì di San Giorgio, non so se sai tu, in Warbac, No, Urbac, lì non... un posto proprio, che c'è questa signora che va a fare dei lavori nel campo e va con la gerla e mette il bambino nella gerla, lo porta insomma. Mentre lei lavora lo lascia accanto lì di fianco al campo e arriva questa Duyacessa e le chiede di scambiare il piccolo, perché anche la Duyacessa ha il piccolo, però il piccolo della Duyacessa è bruttino, è malaticcio e vuole scambiarlo, no? E quindi
la padrona del campo si continua a dire no, io tengo il mio bambino, e finché la dugliacessa, non so come faccia, scambia i bambini, no? E se ne va, e va su una collina, però mentre arriva sulla collina sente il suo piccolo che piange e continua a piangere, e la dugliacessa gli grida alla signora, ma non senti che il piccolo piange, no? E questa donna che sta lavorando nel campo le dice: guarda che quello che piange non è mio figlio. Allora la dugliacessa si vede che si commuove, insomma, un po' di pentimento, e torna e fa lo scambio dei bambini. E da quel giorno la signora che va a lavorare nel campo non porterà più il bambino con lei. Ah, Paola raccontava della dugliacessa, io mi ricordo tanto la figura della gardinezza. Questo io non so spiegare che tipo di animale fosse, un animale comunque non una persona. Io mi immagino una cosa grande. Insomma, questa gardinezza fa visita in una famiglia, si accomoda dietro alla stufa principale, nella sala principale, nella cucina, e sta lì ospite, mangia, beve, si scalda, e gli altri perdono i posti comodi perché vicino alla cucina economica si stava al calduccio e non c'era verso di mandarla fuori. Io non riesco a descrivere che tipo di animale possa essere, comunque si chiama gardinezza. Allora arriva il padrone di casa e dice alla moglie: ma cosa fa qui? Dice, quasi tutto il pomeriggio io non riesco a scacciarla. Ma proviamo con un animale grosso che abbiamo fuori in giardino, e chiamano un cane lupo. Viene dentro, abbaia, e lei sta sempre lì, ferma, questa gardinezza. Non le fa paura, non le fa timore né nulla. Allora provano a chiamare un animale un po' più piccolo, un po', adesso non mi viene in mente, non so, un gatto. Anche il gatto tira fuori le unghie, miagola, arruffa il pelo, la gardinezza è sempre lì. Proviamo il gallo, che è sempre tremendo nel pollaio, vuoi che si avvicina alle galline, anche il gallo va lì, e lei è sempre lì. Allora il bambino che stava in parte dice: ma mamma, proviamo, a me danno fastidio le formiche rosse quando mi mordono, mi pizzicano, insomma, mi fanno correre. Ma figurati, un animaletto così piccolo adesso va a scacciare la gardinezza, un animale così grande. Ma, dice il padre, proviamo. Insomma, va fuori in cortile, cerca nel formicaio, prende una piccola formichina che riesce a malapena a raccogliere, la porta lì, va vicino a questa gardinezza, la molla la formica punge la gardinezza salta e se ne va fuori di corsa, fuori dalla casa, e così rimane il detto che anche, insomma, un animaletto, un insetto piccolo può far uscire una cosa così grande, insomma. C'erano delle signore, delle figure preposte a raccontare le storie, che venivano invitate proprio nelle famiglie, che avevano questo dono di saper raccontare anche improvvisando, oppure cominciando con una storia e dopo aggiungendo dei piccoli pezzi o modificando il finale. E si trascorreva così le serate in famiglia, perché televisione non c'era. Si parla degli anni 60, perché poi dopo con l'avvento della TV si è perso tutto, però c'era proprio il piacere di invitare la signora senza nulla in tavola, dopo cena, e sia adulti che bambini stavano lì attorno ad ascoltare. Chi sferuzzava oppure faceva altri lavori, insomma, le mani delle donne erano sempre impegnate a costruire, a fare qualcosa, a stirare. Proprio questi ricordi di bambina, non so tu Paola. sì, anch'io, sì, più. Di serate Sì. serene così, Cioè che è impensabile adesso. Sì, nel paese c'erano proprio due o tre signore che erano proprio quelle che raccontavano. Tutte donne. No, mi ricordo anche un signore. Sì. Un altro animale era anche lo scoiattolo, la vevarizza.
la Vevarizza, so che no, che era, e anche dopo c'era anche ma tante con la volpe, tante. Sandro. Io sempre riferito all'animale che era legato a un personaggio. Io so che c'era la volpe che aveva l'osteria qui a Niva ed andava a Resiutta, col Valcavallo, col Calesse a prendere le provviste. Ed era arrivata a Resiutta e aveva caricato su non so quante damigiane di vino, non so quante provviste, però nel frattempo questi di Resiutta gli avevano dato da mangiare e gli avevano dato anche da bere, che si era ubriacata. E quando è tornata su, e la strada per arrivare a Resia quella volta non era asfaltata, quindi lei si dondolava di qua e di là, lei si è addormentata e si è addormentata in centrale, che sarebbe qua sotto. E gli osti di Risuta l'avevano inseguita e quando sono arrivati lì hanno ucciso il cavallo e hanno recuperato tutta la carne del cavallo. Lei intanto dormiva e loro cosa hanno fatto? Gli hanno lasciato solo la pelle del cavallo e la testa, un po' macabra. E hanno preso dei bastoni e li hanno inseriti nella pelle, insomma sembrava che il cavallo stesse lì in piedi per miracolo. E quando lei si è svegliata ha dato l'ordine al cavallo di partire, ma il cavallo non partiva e lei si diceva ma cosa succede? Come mai? Come mai? E ad un certo punto è scesa dal calesse e quando è scesa ha visto che il suo cavallo non era, lei era disperata perché pensava che fosse morto, cioè sì. E a quel punto arriva il lupo e il lupo praticamente alla fine l'aiuta a portare tutte le provviste e damigiane fino su a Niva. Tanta Vanno riserva. su a Ruschi a fare la legna il gallo di Pratto e il cane di San Giorgio. Quindi sì, Tutta la vallata tutta la rappresentata. sì, rappresenta. Cioè, anche cioè in queste storie emerge proprio che tra una frazione e l'altra ci sono delle diversità, però alla fine c'è una comunità unita. E quindi il gallo e il cane vanno su in Sella Sagata, che è sopra Prato, a fare la legna, che noi si dice della combustible, cioè il comune ti dà un pezzo di bosco e tu tagli questi alberi, insomma, e fai la legna. Hanno lavorato tutto il giorno arriva la sera e ormai è tardi, è quasi buio e decidono di rimanere lassù e di finire il lavoro l'indomani. Nel frattempo scelgono un posto dove dormire. Allora il gallo va su un faggio, mentre il cane trova posto in mezzo a un cespuglio. Allora intanto la volpe, ed era autunno, la volpe anche lei si aggirava perché non c'era, ormai su Sella Sagata non era rimasto più, anzi in Scia, che è un po' più giù, la volpe abitava in Scia, e non c'era più nessuno perché tutti erano scesi giù in paese e pensava a cosa preparare per i suoi volpacchiotti e decide di andare su in Sella Sagata anche lei a cercare qualche fungo, qualche lumachina per preparare la minestra a questi volpacchiotti. Mentre va, sente il chicchirichì di un gallo. Allora si ferma e dice: Ma sono io che do i numeri che sento male o qui c'è veramente un gallo? Ma si siede, aspetta, silenzio. Allora continua. E dopo un po' sente di nuovo sto chicchirichì. E allora si ferma e dice: Ma qui veramente c'è un gallo. Adesso devo vedere, devo capire da dove viene, dov'è sto gallo. Allora si ferma e aspetta e sente di nuovo chicchirichì. E questa volta
Dice, io finalmente so dove sei. Allora continua e va su e lei fa finta, e mentre arriva in Serasagata vede proprio i bargigli del gallo sopra il faggio, ma lei fa finta di non vederlo, no? E col bastone cerca i funghi in mezzo al bosco. E ad un certo punto solleva la testa e gli dice: Ma sì, buongiorno compare, cosa fai quassù, no? Vieni giù che parliamo, che mi racconti cosa succede a San Giorgio. Ma lui dice: ma ti conosco, Volpe, so che sì, vuoi mangiarmi, no? Che già pensi di fare un buon pasto con me. E la Volpe dice: ma no, non sai l'ultima notizia, che a Prato, in municipio, le volpi con i galli e le galline hanno firmato questo contratto in cui le volpi non mangeranno più né galline né galli. Ah, ha detto il gallo, io non so leggere, e non so scrivere, non sono stato in comune, non so di questa cosa, di questa ultima notizia. Ma sì, guarda, e lei intanto tira fuori un foglietto in cui aveva la contravvenzione della forestale che non so cosa aveva combinato, no? Vieni giù, vieni giù. No, no, ha detto, io non ti credo, non so di questo fatto. E mentre parlano, ad un certo punto vede qualcosa nel cespuglio, no? E il gallo le fa: Senti, se vuoi sapere di più, chiedi al mio amico che è lì, che dorme nel cespuglio. E lei, convinta che fosse un altro gallo, no? E allora cosa fa? Si butta sul cespuglio, ma dentro nel cespuglio c'è il cane che la prende, ma siccome lei aveva un scialle addosso, no? Riesce a sfuggire al cane e al cane gli rimane solo lo scialle nella zampa e lei scappa via e il cane le dice: beh, sei stata fortunata solo perché hai i volpacchiotti, altrimenti correrei dietro di te e ti farei fuori. E dopo il cane ha dovuto salire sul faggio perché il gallo sopra tremava dalla paura. L'ha dovuto mettere sulle spalle e portarlo giù fino a Prato. Dicevano che, per esempio, c'era rivalità tra San Giorgio e Niva per un alpeggio a Carnizza. E c'era appunto uno di San Giorgio, uno di Niva, e si erano messi d'accordo che chi arrivava prima a Carnizza e appoggiava la croce diventava sua. Allora, quello di Niva non era andato a dormire, era partito subito e quindi era arrivato prima. Per quello che Carnizza è diventato alpeggio di Niva e il pezzo invece più oltre Carnizza è diventato l'alpeggio di San Giorgio. No, e addirittura c'è un altro racconto che hanno aggiunto che il pezzo dopo invece che quasi a Ucea, che c'era anche uno di Ucea, però è un altro racconto, cioè sempre sulla stessa linea, e l'altro pezzo più dopo l'alpeggio di San Giorgio è diventato quello di Ucea. Cosa è successo? Oppure tipo questo racconto un po' religioso, sempre di Carnizza, che c'è ancora il sasso che dicono con l'impronta del piedino della statua della Madonna, perché cioè loro solitamente d'inverno portavano giù la statuina, perché a Carnizza c'è questa chiesetta con questa statua della Madonna, e loro quando rientravano con l'alpeggio portavano giù anche la statua e si erano accorti che l'indomani sulla neve c'erano queste piccole impronte ed era rimasta l'impronta su un sasso perché la statua della Madonna era ritornata nella chiesetta.